Volevo spiegarti in questo disegno perché non possiamo alleviare l'ansia semplicemente attraverso il nostro cervello. L'ansia è attivata attraverso una parte del nostro cervello che si chiama amigdala. Amigdala. Questa amigdala va a rispondere a vari sensori che sono all'interno del nostro corpo, quindi tutto il nostro sistema nervoso centrale che si ramifica come un albero, va a parlare con tutti i muscoli, tutte le parti del tuo corpo, probabilmente anche l'intestino. Infatti chi soffre di ansia probabilmente soffre anche di intestino irritabile. Guarda caso c'è un legame molto perfetto, molto diretto. Quindi se l'amigdala, che è la parte centrale delle nostre emozioni, va in cascata a dire a tutto il corpo qua c'è un allarme, c'è qualcosa di cui noi dobbiamo scappare e proteggere, quello che fa il corpo è rimanere in tensione. Quindi l'ansia di per sé non si può semplicemente processare dal cervello, ma dobbiamo farla anche attraverso il corpo. Una delle tecniche che si usano nella pain reprocessing therapy, in quelle che diciamo tecniche che uso io nel mio lavoro con Neurobalance, è quella del suono. Quindi il suonare attraverso la nostra bocca la parola V. Questa è una, diciamo, vibrazione che va dalla parte della gola a risuonare in tutto il corpo attraverso semplicemente uno dei grandi nostri nervi molto lungo, si chiama nervo vago. Il nervo vago infatti attraversa polmoni, cuore e ovviamente intestino e non solo, per iniziare a dare una risonanza, una vibrazione di calma. Pensaci, se sei in una situazione di allerta, non puoi fare, diciamo, questo V per tanto tempo. Ecco che in questo modo, senza pensare, senza dire niente al cervello, attraverso il nostro corpo possiamo dire all'amigdala spegniti, noi siamo in una situazione di sicurezza. Quindi fai un respiro profondo dal naso. Vai fino alla fine e lo rifai per altri 1 o 2 volte. Questo è un esercizio classico di somatic experience per rilassare, dare un senso di sicurezza al tuo corpo senza sopprimere l'ansia. Questo è importantissimo.